C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati a Centro Anch'io. Oggi, prima di raccontarvi il nostro proverbio, conosciamo un altro personaggio importante che ha toccato la nostra città ed è Luigi Gussalli. Pioniere dell'aeronautica spaziale, visse in questa casa sita in via Montesuello al numero 4 Luigi Gussalli, ingegnere meccanico che nel 1923 scrisse un volumetto dal titolo "Si può già tentare un viaggio dalla Terra alla Luna?" e ovviamente rispondeva di sì. Già da giovane, appena laureato, si era costruito un aerostato ed aveva volato nel cielo di Brescia, finendo con un atterraggio di fortuna nel convento delle Cannossiane. Fra le sue incredibili invenzioni anche una bicicletta per cavalli, denominata Ippomobile, ma è del 1912 una delle sue maggiori scoperte pionieristiche, un motore a doppia reazione che anticipò i moderni propulsori. Conoscete questo modo di dire? Le rose più belle, le spine più dure. Vabbè, insomma, non è difficile. Sarà veritiero, vediamo un po' a Milano come sono andate le cose. In compagnia della signora Antonia. Buon pomeriggio, signora Antonia. Grazie. Lei è signora di Milano? Sì. Oh, finalmente sei riuscita a trovare una milanese. Senta, e che ci dice di sta città? Ci racconti qualcosa? Beh, io ci sono nata, quindi per me è bella. Mi ci trovo bene. Ha preso una bella accelerazione rispetto agli ultimi anni, anche come turismo, no signora? Sì, è cambiato molto. È stata curata un po' di più, anche non solo l'arte, no? Ma anche l'aspetto proprio. Estetico, insomma, è vero. Sì. Vediamo anche davvero molte persone a spasso, in giro, turisti, tanti. È vero. Oh, signora Antonia, lei di che si occupa? È in pensione ora? Sono in pensione. Prima? Prima ero impiegata in un'azienda farmaceutica. Bene, brava, sì, con la passeggiata e noi l'abbiamo interrotta nella passeggiata. Questo è il dialetto bresciano, magari qualche parolina un po' simile al milanese c'è, provi a leggerlo. Le rose più belle, le spine più dure. Sì, brava, si porta a casa un 7,5-8. Ha capito qualche parola, signora Antonia? Sì, le rose più belle hanno le spine più dure. Esatto, e la metafora? Anche le apparenze. Si dice da sempre, non c'è rosa senza spina, no? Bene, grazie signora e complimenti per il suo sorriso, stia sempre in gamba, arrivederci. Arrivederci. La comitiva da Lione, ragazzi francesi in gita a Milano al Castello Sforzesco, vero Lyon? Vous êtes de Lyon. Très bien. Lire, voilà. Le rose più belle, le spine più dure. Très bien. Bravo. Sì, dai. Non si spaventano sul dialetto bresciano. Lei è la prof, Le rose più belle, le spine più dure. Oh, qu'est-ce que vous avez compris? Rose. La rose. Nila viarro. Belle, beau. La rose. Spine. Spine. La rose est belle, mais elle pique. Elle pique, è dure. Et elle est dure. Ok. Non c'è rosa senza spine. Ok, thank you. Bene, proprio così. Va bene, grazie per la Dove sono finiti i ragazzi? Sta scappando, sono già al castello, dans le château. Yes, we have to visit the château de Castel. Il francese parla inglese, brava. Complimenti, ciao. Au revoir, grazie. Le rose più belle hanno le spine più dure. È proprio vero che dietro bella apparenza tante volte ci sono delle insidie. Grazie dal Castello Sforzesco Milano, alla prossima, ciao.